Signore e signori, amici ed amiche del calcio a 5, buonasera e benvenuti. Un saluto vi giunge dalla Florida Sporting Club. Siamo qui per raccontarvi le emozioni della 19ª giornata di Serie C2 di futsal per il girone B. Fra pochissimo in campo Ardea e Castromenio. Intanto arriva il fischio d'apertura match che principia qui il suo avversario, che poi lascia la porta scoperta e arriva subito la marcatura del gol dell'1-0. Ci mette veramente poco l'Ardea a passare in vantaggio. Adesso siamo 1-0 e la firma viene refertata da Bernardini. Poi dall'altra parte ancora Bernardino a recuperare, spara verso la porta in due tempi. In questo frangente è riuscito a salvarsi Alessandro Bonacci. Ancora Ardea la possibilità, poi il pallone rimane lì, Attila dentro da Simone Marac che mette subito in porta il gol del 2-0. Marac il controllo a seguire con la copertura sul numero 5. Seguiamo dall'altra parte la possibilità per la squadra di Marino, c'è la possibilità di far girare il pallone a sinistra, quindi nuovamente per vie centrali ci prova Simone Panci che cerca di dialogare con Fanasca e poi ottimo il triangolo che si chiude, ma altrettanto ottimo il riflesso di Martinelli che con la manona la toglie dalla porta. Adesso si può andare, c'è la rincorsa da parte di Panci verso la porta, non aveva colpito male qui il numero 10, ma la traiettoria non ruota a dovere, è largo il tiro. Ora il fischio di Costa con il pallone proposto verso Attila, funziona alla grande lo schema con il numero 7 che non ha difficoltà ad insaccare il gol del 3-0. E allora seguiamo la possibilità, punizione Ardea, il pallone direttamente verso la porta con Valenza che era riuscito a scavalcare la prima barriera, ma poi sulla linea è stato sventato il possibile gol del 4-0. Occhio perché Ceci se la fa portare via da Bernardini che va dentro da Attila, doppietta personale, 4-0 Ardea che al 26esimo di gioco mette 4 unità di distanza fra sé e gli avversari. Marac in orizzontale, il pallone dalle parti di Bernardini, si libera lo spazio da questa parte per mettere in porta Marac, o meglio mettere il numero 5 nella possibilità di controllare dentro l'area. Poi fa tutto alla grande Simone Marac che con il tacco addirittura riesce a prendere il tempo e a battere Bonacci. Sono 25 in stagione, sono 5-0 per l'Ardea. Arrivano qui due fischi da parte di Costa, il primo tempo sorride all'Ardea e 5-0 il parziale. Allora fischio d'apertura della ripresa che arriva qui. Marac decide di fa retrocedere il pallone, Martinelli poi vuole andare in verticale, non è riuscito però a trovare il modo di servire Bernardini. Ardea che comunque ha nuovamente la possibilità di stanziarsi in avanti con tutti gli effettivi. Seguiamo la rimessa, il pallone per Marac, le finte di Marac che trova un gran gol, quello del 6-0 dell'Ardea che arriva esattamente al 6° minuto della ripresa e tripletta per Marac. Corner, Bernardini vuole calciare e trova un gran gol il capitano dell'Ardea, è 7-0 e doppietta anche per Bernardini quando i minuti sono 8 nella ripresa. Seguiamo il pallone proposto dentro, Guria non è riuscito a calciare, poi Martinelli la fa sua dentro la propria area di competenza. Il pallone subito a mettere in movimento Attila, rischia di cogliere in controtempo Angione con retropassaggio, poi Cimini, lo scarico, tutto con il tacco nel disimpegno per l'Ardea, le finte della numero 7 che riesce poi ad affidare il pallone ad Angione, un gioco da ragazzi per il numero 6, mettere in porta il gol dell'8-0. Occhio alla possibilità, il pallone proposto dentro con Martinelli che la fa sua, vuole calciare verso la porta e l'intervento molto acrobatico inscenato da parte di Bonacci.
Continua ad attaccare con pazienza l'Ardia, Cimini sul fondo, buono il lavoro, si sta muovendo bene fin qui il Castromeni. Ardia che comunque non ha necessità di forzare e non lo sta facendo. Cimini dentro da Marac, Bonacci riesce ad opporsi e poi Cimini si riporta sul pallone e riesce a trovare un gran mancino che si insacca all'angolino e 9-0 Ardia. Arriva anche la firma del suo numero 16 Cimini. Praticamente non si è mai vista attaccare in maniera estremamente pericolosa. Intanto occhio al pallone recuperato da parte di Bernardino, va dentro da Valenza, poi la conclusione da parte di Angione che mette in porta il gol del 10-0. Vinto da parte di Angione che riesce a garantire il possesso ai suoi. Seguiamo Marac, fa sparire il pallone sotto gli occhi di Lisi e poi Ardia che continua lo sviluppo della trama sulla sinistra. Bernardini, lo scarico con il tacco per Marac che va dentro. Che gran combinazione dell'Ardia per trovare il gol dell'11-0 messo in porta da parte di Angione, ma questo gol è di tutti. Continua la trama dell'Ardia, seguiamo la possibilità, il pallone messo dentro e poi è Ceci a mandare in porta questo pallone. Autogol per il 12-0. Comunque è cambiato il risultato, adesso siamo addirittura sul 12-0. Pallone messo dentro e ancora Cimini riesce a battere Bonacci, sono 13. Arrivano qui 3 fischi da parte di Costa che eleggono l'Ardia vincitrice, è 13-0 contro il Castromenio. E allora siamo qui con Michael Angione dell'Ardia. Oggi Michael ha contribuito con 3 marcature al 13-0 finale. Allora Michael, la domanda che ti voglio fare subito è: come si fanno a vincere le partite 13-0? Si preparano bene in settimana. Siamo arrivati con la testa giusta. Oggi era una partita che potevamo perdere solo noi fondamentalmente. Ci stavamo con la testa giusta e è andata come doveva andare. Allora, al di là poi dei 13 gol messi a referto, comunque siete brillati anche dal punto di vista difensivo. Questo testimonia un buon livello di concentrazione mantenuto durante tutta la partita. Ti trovi d'accordo con questa interpretazione? Poi dimmi anche la tua. Molto d'accordo, se non sbaglio è la prima partita dove non subiamo gol. Oggi ci stavamo veramente con la testa. E allora, alla luce di questa ottima prova che sicuramente potrà consolidare le vostre certezze, le vostre consapevolezze, come guarda le prossime partite dell'Ardia e con quali obiettivi? Noi le prossime partite vediamo che dobbiamo vincere tutte, da qua fino a fine anno, e dove arriviamo, cioè dobbiamo arrivare ai playoff. E allora, quello mi sembra l'obiettivo già delineato. Un'ultima domanda per Angione, rispetto all'arrivo ai playoff, quanto ottimismo c'è in casa Ardia? Qual è l'umore del gruppo, il morale? Ci siamo con la testa. Tutto qua. E allora per me può bastare così. Io rinnovo i miei complimenti a Michael Angione dell'Ardia, così come a tutti i suoi compagni, al suo staff tecnico. E allora allego un saluto ed un ringraziamento.